Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi partitone incredibile, tenetevi forti alla scacchiera perché veramente questo è un grande partitone. Al lato dei bianchi abbiamo il grandissimo Karpov, dall'altra parte Spassky. Stiamo parlando del match dei candidati, quindi una partita assolutamente importante con grandi responsabilità per entrambi i giocatori. Prima di partire questa partita la voglio dedicare a Marco, uno studente dell'Accademia di Mattoscacco che ha iniziato a muovere i primi pezzi a novembre e adesso che siamo a maggio ha raggiunto i 1400 punti, risultati che veramente molte persone raggiungono anche in parecchi anni. Quindi Marco, congratulazioni, e questa è ancora la riprova del fatto che allenamento, costanza, voglia di arrivare e giuste informazioni possono portarti sicuramente a grandi risultati. Ma torniamo a noi, vediamoci questa partita. Allora, commentiamo mossa per mossa. D4 è la mossa che viene giocata in partita, cavallo F6, C4 e 6. Sta per uscire probabilmente una nizzo indiana. No, potrebbe uscire una bogo indiana. No, D5. Ok, difesa classica da parte del nero, cavallo F6, alfiere 7, fin qui insomma tutto abbastanza teorico, alfiere G5. Giustamente prima di giocare la spinta di pedone 3 che seppellirebbe l'alfiere in C1, il bianco si vede bene da far uscire il proprio alfiere al di fuori della catena, poiché se questo alfiere rimanesse all'interno della catena prenderebbe il nome di alfiere cattivo. Probabilmente queste sono cose che molti di voi già sanno, ma dato che siamo in tantissimi all'interno di Mattoscacco bisogna parlare un pochettino in un linguaggio comprensibile da tutti. Alfiere G5 H6 si minaccia l'alfiere, adesso alfiere H4, in modo tale da continuare a fare pressione lungo questa diagonale, non tanto per cercare di creare inchiodature, di prendersi la donna, ma tanto che se il nero a un certo punto rimuove il cavallo, il bianco sarebbe ben felice, facciamo un esempio, una mossa del cavallo, sarebbe ben felice di cambiare il proprio alfiere per questo fortissimo alfiere del nero, perché attualmente, data la disposizione dei pedoni, l'alfiere migliore del nero è quello appunto camposcuro. Quindi una delle cose, dei fattori, dei ragionamenti che si fanno ad alti livelli, soprattutto per quanto riguarda i cambi, quale cambio è più vantaggioso? Diventa proprio una negoziazione, un po' come quando andate al mercato oppure c'è il Vugombra sulla spiaggia, che voi dovete contrattare quell'asciugamano, ecco la stessa cosa diventa ad alti livelli. Quindi non è più dai, io ti do un alfiere, tu mi dai un alfiere, ma bisogna capire in che contesto, in che tipo di struttura di pedoni si trova quell'alfiere, eccetera eccetera. Arrocco corto è la mossa invece che viene giocata in partita e adesso è il momento di giocare E3. Solo adesso che c'è questa struttura pedonale, questo alfiere ora poi è libero di muoversi lungo le case chiare. B6, questa mossa sembra soprattutto sembra molto tranquilla, ha due possibilità a 6. Ovviamente l'idea probabilmente è quella di spingere C5, di portare l'alfiere in fianchetto, o anche un'altra idea abbastanza fastidiosa è quella di portare l'alfiere in A6 aumentando la pressione sul pedone C4, costringendo chissà magari in futuro al bianco a giocare B3 e quindi ad indebolire un pochettino le case scure. Insomma, è una linea che può essere tagliente. Alfiere 2, mossa di sviluppo, alfiere B7 e adesso non arrocco corto, ma c'è una mossa ben più precisa che Karpov, da grande giocatore posizionale, gioca. Qui probabilmente appunto uno direbbe ma sì dai, adesso è il momento di arroccare perché comunque gli manca solo questo per completare lo sviluppo e qualche altra mossa. In realtà ora c'è una mossa molto importante, quest'ultima mossa del nero, ovvero alfiere B7, che è sicuramente una normale mossa di sviluppo, ma anche in sé un'idea un po' più tagliente. Questo alfiere controlla D5 che controlla E4 insieme al cavallo. Quindi nel momento in cui il cavallo riuscisse per caso ad arrivare su E4, è vero che noi riusciamo a cambiare gli alfieri scuri, ma questo alfiere su E4 non lo scacci più via. Tu mi dirai, ma lo puoi cambiare col tuo cavallo, ok? Poi ti ritrovi un pedone in E4 che non scacci più via.
Quindi il nero non può assolutamente consentire che il bianco non può assolutamente consentire che il nero arrivi qui con un cavallo, motivo per cui non si gioca l'arrocco, ma si gioca alfiere per cavallo. Ecco il discorso che ti facevo prima, cioè si parla di negoziazione, si parla di cambi. Alfiere per cavallo, alfiere. Ora, il nero ha la coppia di alfieri, cosa che sappiamo essere un vantaggio, ma il bianco è stato felice di dargli quell'alfiere onde evitare che il nero potesse avere un cavallo che potesse insediarsi su questa bellissima casa in E4. A questo punto si poteva arroccare. Karpov decide di giocare questa mossa che mi piace tantissimo, anche se il motore non la considera la più precisa. Decide di giocare C per D5 con l'idea, e va proprio così in partita, che se il nero cattura, ovviamente col pedone, dato che se cattura d'alfiere lo catturiamo subito col cavallo senza neanche pensarci due volte, se cattura di pedone si ritrova questo alfiere che era forte praticamente intrappolato e la partita prosegue così. Ora, solo adesso si può arroccare e a questo punto donna in D6. La donna è pronta a posizionarsi su case più fastidiose. Per esempio una donna su B4 potrebbe iniziare a creare qualche fastidio qui sull'ala di re. Sull'ala di donna, scusami. Torre C1 da parte del bianco, mettere una torre su colonna aperta o semiaperta è sempre cosa buona e giusta. A6. Seguono una serie di mosse di preparazione. Questo cavallo ancora non ha deciso se andare in C6, molto probabilmente andrà in D7. E ora 3, sia per evitare entrate di questo tipo, sia per supportare spinte anche su B4. Cavallo di 7, alleluia, questo cavallo prende posizione e tu dirai, ma questo cavallo perché è stato messo qui che non può andare né in E5 né in C5? Probabilmente questo cavallo farà il giretto cavallo F6, cavallo E4, oppure questo cavallo servirà a sostenere la spinta C5 e proprio per evitare questo viene giocato B4. Su B4 il nero ora fa una mossa, una di quelle mosse che viene chiamata abbastanza forse impegnativa, anzi forse impegnativa non è il termine giusto, ma viene giocata B5. Che cosa fa creare B5? Fino a qui c'è tensione al centro, i pedoni sono abbastanza incastrati ma non totalmente. Dopo B5 i pedoni sono totalmente incastrati e si è creato questo avamposto per il bianco e si è creato questo avamposto per il nero. Dunque se il nero ora riesce a fare tac, tac, sarebbe molto felice. E se il bianco tramite manovre assurde con uno dei cavalli, per esempio, tac, 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 sarebbe molto felice. Oppure vediamo se quest'altro cavallo, tac, 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 sono sicuramente delle case molto appetitose e credo che non ci sia il modo per evitare che i rispettivi cavalli vadano ad invadere quelle case. È il turno di Karpov che sceglie questa strada, cavallo E1, con l'idea di andare in E3, con l'idea di prendersi l'avampostone. Quindi, qui che cosa si sta giocando? Si sta giocando per migliorare la posizione e l'attività dei propri pezzi. C6, mossa che consolida tutta la posizione, rende definitivamente passivo questo alfiere che probabilmente, visto che da qui non farà nulla, prima o poi verrà riposizionato su una diagonale migliore. Cavallo D3, ormai abbiamo chiaro l'intento di questo cavallo e ora cavallo B6. Ed è chiaro anche l'intento di questo cavallo, ripeto, i giocatori non possono far sì che questi cavalli non vadano su queste case, quindi c'è poco da fare. A4, mossa, questa sì che è una mossa impegnativa da parte di Karpov. Ovviamente la cattura distruggerebbe la struttura pedonale, idem col cavallo poiché seguirebbero le catture. Motivo per cui adesso il nero gioca alfiere in D8. Alfiere D8, questa mossa è una mossa particolare, offre diverse possibilità. Alfiere D8 praticamente permette sia la spinta del pedone F con conseguente uscita della torre F, sia la possibilità di andare a posizionare questo alfiere lungo C7 e creare attacchi da matto. Cavallo C5, questa casa è troppo succulenta per non prenderla subito e adesso, visto che tra l'altro con questa mossa si minaccia anche questo alfiere, alfiere C8. In realtà il bianco ha fatto anche un po' un favore al nero che, come avevamo detto, questo alfiere prima o poi andava ricollocato da qualche parte perché veramente non faceva nulla lì.
A5 Karpov decide di bloccare il gioco e adesso prima di spostare il cavallo c'è una carinissima mossa intermedia che è alfiere C7 con minaccia di matto in H2, di conseguenza il bianco deve prendere provvedimenti. Come si prende provvedimenti lungo sto matto? Beh, se gioco H3 mi prendo il matto lo stesso, perché la partita finisce. Se gioco F4 è vero che blocco la diagonale ma ho indebolito questo pedone, quindi non conviene. L'unica soluzione possibile è G3. Tutti i pedoni del bianco sono su case scure, quindi questo alfiere campo chiaro prende sempre più importanza e assolutamente il bianco non deve cambiarlo, anzi uno dei piani del nero potrebbe essere quello di cambiare l'alfiere in E2 del bianco. Cavallo C4, il cavallo si insedia in questa importantissima casa, adesso entrambi i giocatori hanno un cavallo fortissimo nella metà campo avversaria. E ora il problema è ora capire cosa giocare. Se fossi nel bianco, che cosa giocheresti in questo momento? Perché la partita fin qui è andata abbastanza in modo, se vogliamo, automatico, si è sviluppati, ci si è parati da attacchi di matto, si è preso l'avamposto migliore, però è qui che esce fuori la differenza tra un giocatore normale ed un genio. Qui che cosa giocheresti se fossi il bianco? Pensaci un pochettino. Qui Karpov gioca una mossa impegnativa, una mossa che ha il suo senso ma è comunque impegnativa. Viene giocata la spinta in E4. Questo pedone mira, ovviamente se non viene catturato, mira ad aumentare la pressione e andare a conquistare sempre più spazio nella metà campo avversaria, motivo per cui il nero decide di catturarlo non prima di aver fatto questa interessantissima mossa intermedia con attacco su torre. La torre si deve spostare facendo, diciamo così, anche un favore perché la torre ora qui in E1 sta molto meglio e adesso viene giocata D per E4. Ta-dan! Si è venuto a creare quello che si chiama un pedone isolato, cioè un pedone che su colonne adiacenti non ha un proprio pedone amico pronto a sostenerlo. La partita continua con cavallo cattura. Ora i due cavalli si sostengono a vicenda, anche se il cavallo in C5 non aveva bisogno di ulteriore sostegno, ma si minaccia la donna. La donna ora deve essere spostata. Il nero gioca a donna G6. La donna guarda il nostro re, quindi bisogna fare particolarmente attenzione. E adesso mossa a sorpresa da parte di Karpov che gioca alfiere in H5. Questo alfiere minaccia questa donna che, come vedi, non ha troppe case dove andare, poiché grazie ai cavalli in attacco e l'alfiere molte case vengono coperte. Ora la donna nera può scegliere se andare in una delle due case verdi, cioè F5 o H7, decide di ritirarsi in H7. Forse la mossa più passiva ma allo stesso tempo anche più sicura, perché donna F5 magari ci sono tatticismi, il bianco riesce a trovare un modo per incastrare, invece donna H7 basta, non ci pensiamo più. E adesso tocca sempre al bianco, ancora una volta bisogna uscire fuori con tutti i pezzi. Chi è il pezzo che ancora non ha fatto niente dall'inizio della partita? La donna, certamente. Donna in F3 con tantissime idee. Pressione su F7, quindi la torre non può abbandonare mai F7. Pressione su C6, che è il punto debole dello schieramento del nero, ma soprattutto si minaccia anche la spinta del pedone in G4 e dopo che il pedone sarà in G4 l'alfiere in H3 del nero sarà totalmente bloccato, al che si potrà poi procedere con la cattura. Il nero non può permettere la spinta G4 con la cattura dell'alfiere, quindi gioca questa mossa interessantissima. F5, il pedone si toglie dagli attacchi su F7, impedisce la spinta G4 e allo stesso tempo minaccia il cavallo. Quindi questa è stata un'ottima mossa da parte di Spassky. A questo punto il cavallo deve battere la ritirata. Cavallo C3. E dato che il nero ha guadagnato un tempo, adesso fa in tempo a giocare G6. Ops! C'è questo alfiere in H5 che è bloccato. Sembra che Karpov ora sia in serie difficoltà perché non c'è modo di evitare la perdita di un pezzo, ma ti dirò che questa mossa, anziché annunciare la fine del bianco, annuncerà la fine del nero. Ti ho spoilerato il finale, ma adesso se vedranno di belle. Donna per C6.
G per H5. Fermiamoci un attimino a ragionare sulla posizione. Il bianco ha una donna nelle retrovie avversarie che può fare danni, riesce a tenere un sacco di punti sensibili dello schieramento. C'è un cavallo che può essere utilizzato in attacco, c'è un altro cavallo che può essere portato in attacco, ci sono le torri che facilmente possono essere eventualmente doppiate per entrare in attacco, mentre il nero è un pochettino più goffo nei movimenti. Perché? Perché adesso, togliamo un pochettino di colori, altrimenti qui è un casino. Adesso che cosa succede? Succede che la donna ora minaccia questo alfiere in C7 e guarda insieme a me, questo alfiere non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui, non può andare qui. Questo alfiere è costretto a indietreggiare. Ora, è vero che l'alfiere è tenuto praticamente dalla donna, ma dopo cavallo D5 si aumenta la pressione su questo alfiere e ora la donna non basta più solo per tenere questo alfiere. Che cosa si fa? Se questo alfiere si ritira in B8 per esempio, le due torri non hanno più la comunicazione, la donna può approfittare. Idem se questo alfiere si ritira, e portare una torre alla difesa dell'alfiere sarebbe una mossa assolutamente passiva. Il bianco riuscirebbe a portare ulteriori attaccanti e lo vedremo fra poco e la partita va al disastro. Motivo per cui Spassky se ne frega di difendere questo alfiere, decide di passare al contrattacco. F4, un assedio all'arrocco avversario, dato che c'è già un pezzo molto forte che sta attaccando il re, e adesso è il momento di torre E7. Una delle regole dice che quando si attacca, ed è stata annunciata anche all'interno del corso Impact Attack che trovi sull'Accademia, un corso dalla durata di più di 5 ore realizzato dal maestro fide Luca Esposito, che ci parla di come diamine si attacca, quali sono i segnali di attacco e come si fa a vincere una partita quando si è in attacco. Torre 7, si portano tutti i pezzi all'attacco, quindi ora ci sono un bel po' di attacchi su questo alfiere e ovviamente anche sulla donna che deve spostarsi. Donna in F5, ta-da-da-dan, batteria invisibile e attacco a invisibile mica tanto, attacco a ragi X sul punto in F2. È il momento ora di torre in C7, finalmente Karpov riacquista materiale e adesso torre in Ava in E8. Spassky cerca di portare anche lui tutti i pezzi in gioco, soprattutto quella torre che faceva nulla, ma probabilmente troppo tardi. Perché? Karpov ha diverse risorse. Donna H6, adesso c'è la minaccia di matto su G7, quindi bisogna prendere provvedimenti. Mossa come cavallo E7, è vero, doppio, il nero è costretto a dare materiale, non sarebbe servita perché dopo una semplificazione di questo tipo è vero che il bianco ha la qualità, ma è anche vero che dopo una mossa di questo tipo questa batteria inizia a essere molto forte e come fai a difendere questo punto? È veramente un casino e dopo una mossa di questo tipo il nero riesce ad avere grande iniziativa. Si salva dal matto perché c'è la donna che tiene qui, però è veramente un casino. Motivo per cui è meglio in questo caso non essere troppo materialisti e prendersi questo pedone, minacciare matto, guadagnare un tempo sulla difesa del nero e adesso, solo adesso, si gioca torre per F7, re per F7 e guarda questo re com'è ridotto all'osso nei movimenti. In giallo trovi le case controllate dai cavalli, guarda quei due cavalli su case affiancate come controllano in modo strategico tutte queste case, incredibile. Ovviamente c'è anche questa, ma non ci interessa al momento. Ora è il turno del bianco, qui la mossa più forte senza dubbio era cavallo F4 per portare questo cavallo in gioco e anche evitare che la donna possa avvicinarsi troppo. Karpov da pieno stile di giocatore posizionale dice guarda io sono in vantaggio già di diversi pezzi, io ho 6 pedoni, il mio avversario ne ha 4, anzi adesso il mio avversario ne ha 3, catturo con la donna, se mi fa il cambio di donne sono la persona più felice del mondo. Peccato che la partita non va così. Su donna per F4 giustamente Spassky deve tentare un pochettino il tutto per tutto. Torre per E2.
Torre per E2, se ora la donna del bianco si toglie da questa diagonale, può entrare il matto. Peccato che su donna C7 scacco e ora qui il re nero è costretto un pochettino a ballare. Re in F8 e ora cavallo in F4 guadagnando un tempo sulla minaccia della torre, e a questo punto il nero Spassky abbandonò. Perché si abbandona? Perché a questo punto, per esempio, la torre si deve spostare, va in E7 o va in E8, supponiamo in E7. A questo punto si può continuare l'attacco con uno scacco di questo tipo, re in F7, e adesso bisogna continuare ad attaccare. Come? Semplicemente con cavallo a 6 si guadagna un altro pedone, non ci sono entrate che possono creare fastidi al bianco, e dopo che dopo che si è giocato in questo modo c'è un bellissimo pedone passato che è pronto ad andare a promozione, e sicuramente con questo re così esposto, con scacchi di cavallo, scacchi di donna, si potrà anche guadagnare ulteriore materiale. Bene, spero che la partita di oggi vi sia piaciuta. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale, perché solo pochi di coloro che guardano i video sono iscritti al canale. Non si fa. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!